Buongiorno e benvenuti. Oggi nel nostro programma abbiamo scelto la tematica di un legno e vi parleremo più precisamente di una buppadula diventata zidelo. Bite di quale parlo? Sta storia racconteremo quei zideli che ci vengono di a scuola isubissi di Wastia. Attenti a ele, un conta bugia, così no, si allungherà il naso. Andremo a ritrovare il nostro caro Vanu e usatelo di ganto, che oggi è una canzone difficile. Andremo a trovare di nuovo il nostro piccolo esploratore con gli animali selvatici, la nostra cara piccola girandolona Lucia e i nostri amici di Avabriguccia che mi aspettano a me per una tela d'arte plastica. E se per un momento andiamo a trovare Pedro per bere ciò che lui già pronta, andiamo. Oh beh, salute! Allora, che si passa qui oggi? Allora oggi non sta a tematica di un legno, abbiamo scelto di va Pinocchio. Pinocchio. Perché ci va a sapere che questi idee non trovano assai non sta Pinocchio in da scuola, di è vero o no? Yeah. Bon, allora abbiamo scelto di va a scena di un principio, sai quando Geppetto in traccio di zucca, questo pezzo di legno che da diventare Una Pinocchio. vera buppadula. Una vera buppadula, una marionetta, un burattino. Un burattino. Allora, chi fa una consegna prima? la consegna. Bella sicura, guarda che da leggela. Mi pare che Paolina gli piace a lei di A consigli. te. Leggi forte, eh? Fa scenetta in modo duppiale. Ah, Fascinante. Il modo doppiato. chi vuole dire che obbedisce? Allora, questa è una delle mie consigne preferite. Ah, yeah? Vale a dire che ce n'è uno che parla, che doppia, come un film in inglese che è doppiato, e l'altro fa che è obbligato di muovere le labbra per fare il ruolo. Ti D'accordo. mostro. Sei pronto? Oui. Salute, mi chiamo Piermarie e faccio teatro. Hai capito? Un altro. Siamo di a scuola subissi e lavoriamo nanta Pinocchio. A questa consegna mi piace assai. Volevo andare oggi. Posso fare io ad oggi a te? Ma posso fare una cosa a Carla Allez, prima? fammi una Gli Carla faccio una prima. oggi perché Carla gli piace assai a di visto un po' un anzo. Ma oggi è appena difficile che mi brua un mo doppiame. Bravissima, c'è veramente tutto yoga e a maniera di va. Allora io volevo raccontare, Pedro. Com'è? Volevo fare una oggi, lasciami posare. Bon, E chi posso fare? se voi volete, allez. E mi dava come se eri veramente stanco. Bon, Si pronto? parla piano, perché non so mica giochettai. Oh, sta stanca morta. Aiuta, mi dà una pena. Bravo. Allora, che facciamo? Cominciamo su io con i zideli. Cominciamo. Allora, prima adiù un pochi di costumi. Chi vuole fare tu? Importantissimi Geppetto. costumi. Geppetto, lì. Abbiamo un primo Geppetto, se oggi la faccia a trois. O duvone. Ma che sono questi capelli? Allez, acconcia la perucca così, acconcia la burra, arrangia la burra così e a te, e va, Pinocchio. Metti devi davanti così, siete pronti? E Ma poi... Pedro, di vero capello che di Pinocchio? Vero Quasi, capello, Bon, ora adesso un pezzo di legno, ma di un codice, come noi abbiamo al teatro. Mettitevi in ginocchio, dammi la consigna, ecco. Siete pronti? Allora, siate concentrati, Allez, tu fai il doppiame. A te che ti piace tanto. Andiamo? Que belo pezzo di legno! Ma già dava una marionetta che sa solo. Penso che ti aggiungerò un bel nome, Pinocchio. Chi dice rumore? Invece io, santo oggi, papà, così bello. Farei un zidelo davvero. Ma cosa è così? O mi fate mica paura? Aio, mica così forte. Ha già capito, perdono davvero. Basta, mi fa di billighelli. Ma pare non vuole. Ma parli tu, come sarà possibile? Mimimi, com'è così belli senza capelli, ora? Dammi che subito, ho sgagliuffo. Sgaiuffo, ma ora, perché mi mudi così? Come mai chiamato? Uabu,
Oh, ma vio lugar, o sababu. Bravi! Era perfetto, hanno lavorato proprio queste idee lì. Per una prima volta di già bene, ma trovo a torna. E allora io vado da lasciare lavorare e ne approfitto per andare a trovare un nostro piccolo esploratore d'animali selvatici che oggi ci parla di un leopardo. Ozzidi, o meglio per spiare leopardi sarà in dell'arbori. Tenete l'occhio aperti. Leopardi sono difficili da bere. E qui sarà fresca o gura. Millu, un leopardo addormentato davanti a un arbore. Anche se un leopardo batte assai in piano, le garbe sta per più in dell'arbori. S'appicchiano più che bene. È di sicuro in sicurezza o leopardo dell'arbore. Può cercare meglio e pianure da nutrirsi quando le ha pulato qua su. L'arba africana è alta assai e è di più intrisicato di cercare mangius che stendo un piano. Culiscia, Salute! Ma che si passa qui? Oh, noi vogliamo cantare. Ma cantate? Oh, mi facciamo politica oggi. Non che vergogna, eh? No, cantate. 3, 4. Aga, labad, uanga la rintalia, scolpisce, figliade, uari giubiane, lu chi scaoliscia, sfrenado, uridi mududa, lu chi striscia, e nadu, quello che ha da scimisce, cumu, zera, che lusi a sempre così sgagliufu, chissà, perché si droa sempre in della zufi, chissà, giule che lusi bianti quello giugiu, digunta, bugiera o giù, La la la. A ciocco conoscono proprio questa canzone che è magnifica ma difficile assai. Non so come che so già va a cantarla io. Allora, Ozzidi, parlatemi appena di sta canzone. Qual è chi l'ha fatta? A nostra scuola. A vostra scuola, chi di a scuola di Subissi, bella Presentate tesi. appena la vostra scuola, come si chiama? René Solis, In Bastiglia. E allora voi fate abbastanza canzone perché? Perché a Vina di Lanade facciamo una commedia musicale. Perfetto. Bravissimi. E tu come li parli noi? Ad aggiungere già detto, fanno io voglio andare a campagna nella scuola, non da perché per grazione, per lo spettacolo, teatro. Avete costumi mentre voi fate il teatro di noi? Yeah. Allora, approntate proprio tutto, canzoni, costumi, messa in scena, tutto. Yeah. Magnifico. Lavoriamo appena sa musica. Non so come va, ma lavoriamo. Allora, picchiano in le mani. Aga. labad, uanga la rintalia, scolpisce, figliade, uaio giubane, lu chi sculiscia, sfrenado, uridi mududa, lu chi strisce, e nadu, quello che ha da scimisce, cumu. Perfetto. Ci facciamo un piccolo esercizio d'accelerazione. Se tu vuoi. Dobbiamo appena ancora più fuori. Di avere sempre combattuti con queste parole che sono difficili a mettere in bocca, soprattutto con il ritmo. Faccio il ritmo, eh? Allora noi cerchiamo a seguirlo. Siete pronte? Aga, Labad, uanga la rintalia, scolpisce, figliade, ualu giubiane, lu chi sculiscia, sfrenado, uridi mududa, lu chi striscia, e nadu, quello che ha da scimisce, cumu, vera, quello che ha sempre così sgagliufu, chissà, perché si trova sempre in della zuffi, chissà, cioè le che lusi bianti quello giugiu, di gunda, bugiera o giù. La 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 la. beh, non era mica facile, siete proprio bravi, anche con il ritmo. Yeah. Che facciamo? Allora, io voglio dire qualcosa. Yeah. Hanno lavorato abbastanza bene l'articolazione e Yeah. si sente quando le vanno fuori qui e ha maestrato come lo so. È vero, ma io aiuto a lasciarmi appena lavorare in questa storia di ritmo che a me mi fa Gesù e ad andare a ritrovare i nostri amici della tele d'arte plastica che mi aspettano. Vi dico a dopo. A dopo. A bene, Salute all'artisti! Salute! Come andiamo? Vabbè. Sono contenta di ritrovarvi. Oggi qui
festeggiamo un legno. Rendiamo omaggio a una certa marionetta che è diventata un sidillo. Sapete qual è? Pinocchio. Il famoso Pinocchio, tutto il mondo lo conosce. Oggi dunque per raccontare questa storia di Pinocchio ho scelto di far vivere una gaviccia con una balena. Come questa, ma ho fatto un muello. Guardate, quando apro la gaviccia, vedo che la balena si ingolì da quale? A Pinocchio. Vabbè, dunque, abbiamo da cominciare il nostro lavoro. Prima facciamo un punto non un materiale che abbiamo. E gavicce, brava. E poi? Abitura, i binelli, l'incolla e il risore. E hai visto che torna c'è un piccolo muello di Pinocchio che non metteremo alla fine. Punto fatto non un materiale, ti cominciamo a lavorare. Allora vedi che davanti avete un muello di balena da disegnare con la mina non tua carta. E dopo ci toccherà a tagliarla tutto all'ingiro, d'accordo? Allora mettete la bella ritto e fateli un giro, tenetela là. Lisandrina ci sorti tu? Yeah. Ecco, noi continuiamo il nostro attello di questa balena con la gaviccia, abbiamo avanzato, abbiamo tagliato un muello e ora si decide a pitturare la nostra balena. Allora, potete scegliere un colore che volete, bella sicura, e dunque non vi scordate di fare l'occhio, avete visto che qui la giuvato è un occhio, bon, la giuvato è appena gli anti, di noi, non siete mica obbligati a fare gli anti. È bella di avere. È bella a fare, d'accordo. Allora, fate l'occhio e pitturite, fate un disegno, fate ciò che volete. Allora, Andrea, dimmi appena, in due gambe noi balene? Bah, in deu Pacifico Nord, o appena dappertutto, in della fredda, in deu largo, appena così, Ha bisogno d'acqua fredda. Dicono che qua là hanno contato in Pacifico Nord tra 1400 e 1900 balene che camperebbero qua là. Vi rendete conto? Di un paese di balena? Chi si sa tornare a balena? Quanto può pesare una balena? Una balena pesa tra 100 e 190 donne. Vabbè. E a Solingo pesa 4 donne. 4 donne, non da chi ha solo lingua, vi rendete conto? E lo Zogore pesa 500 kg. Ma quanto una 500 donne? O chilo? Chilo, eh? Quanto è? Quanto è una vittura? Quanto una vittura? Vi rendete conto? Ugo, allora, l'affare di Pisio è un animalone, eh? Sto che non è malone. E se poi vi trovate davanti a una balena quando siete in acqua, che fate? Scappiamo. Tu ti facci che? E preghiere. E preghiere? Ti facci una preghiera? E balene sono mica così cattive, Che ne sai? E tu che fai, Lisandrina, se tu vedi una balena nell'acqua? Scappo. Scappi? Io mi sbengo. Tu ti sbagli, vabbè. E allora se tu ti sbagli ti ingolle. Sapete fino a che anni può campare una balena? Sino a 110 anni. Sino a 110 anni, vi rendete conto, può campare fino a 110 anni, belle vecchie, può campare assai, Dunque, avanzano le nostre balene, sono tutte dinte, non ci fermerà più che da tagliarle così in due. E mettere i gavici. Ecco là, non tagliare i gavici. Allora, guardo che quella di Pierre Jean mi pare quasi secca, guardate come mi fa così dire. La mia di compia. Quasi gonfia, aspetta appena, guardate, dunque ce la parte da oca, tagliarla fino all'ultimo, che la sia in due parti, ed hai visto che qui non t'ha mogaviti è dettagliata in due parti. Allora, così, dopo abbiamo da metterla non t'ha gaviti. Allora, ancora mi ha detto che, perché ci domandavamo perché c'era una balena così, quest'ora di Pinocchio. Come si è passata questa storia? Come si fa a giocare sangolita? Qual è chissà che se la ricorda? Infatti c'era un Pinocchio c'era un scaglius e contava le bugie. E dopo il suo uovo era inquieto, dunque era andata a cercarlo e si è fatto ingolare da una balena. Infatti è vero, perché Pinocchio portava più in casa e il suo uovo era per tutti i suoi amici per un mare per andare a cercarlo. Che su Pinocchio contava che bugia era sgagliuffo, non era mica un
una brava marionetta. Pinocchio era andato a cercarlo, dunque anche lui si è fatto ingole da Walena. E si è ritrovato Gusawabu. Come si chiamava Wabu? Geppetto. Si è ritrovato Giosu in Walena con Geppetto. Allora, prima di mettere la nostra gola che abbiamo dato d'acqua per posto che tutto è secco, l'abbiamo da mettere nella nostra gaviccia e abbiamo di noi ancora il nostro binocchio. E in sovrattempo è un po' andare a trovare a Lucia, la nostra girandolona di giornalista. Ma in dove si oggi Lucia? In dove ci porti? Salute Francine! Oggi posto che udem, Geulegno, sto in Algaiola per presentarvi la tele di Antoine Massiani, un nostro amico Juan Calaro. Seguitatemi! Salute Antoine! Salute Lucia! Come va? Bye e tu? Oggi è bello qui, eh? Ti piace? Sì! Allez, bene, ti faccio visitare. È qui che comincio il mio lavoro. Qui ci sono le seghe e tutto. Comincio il lavoro a tagliare il legno qui per fare le finestre e le porte. Perché hai usato di questo mistero di Juan Calaro? Ho fatto questo mistero perché il mio uomo è Juan Calaro e ho usato a seguito per imparare un mistero che per me è il più bello mistero del mondo. E a che età è venuta a Rama di questo mistero? A Rama mi è venuta a 15 anni, ho cominciato giovane, ho venuto a scuola in terza e poi dopo sono giunto qui a imparare il mistero come uomo. Ma come hai imparato? C'è una scuola? C'è una scuola in Furiani, un centro di formazione per l'apprenti e ho fatto un coppo a scuola e un coppo qui come uomo per imparare un po' di più. Sei sicuro che ce la fai i calcoli per fare questo lavoro, no? C'è un mistero quando tu fai un mobile o una porta, già calcolare il spessore, la larghezza, l'altezza e si lavora con il cervello. E che tipo di legno hai per fare questo mistero? Sai, il legno si dipende di ciò che tu lava. Se tu lava un mobile, io faccio con il castagno, il nostro castagno grosso. Dopo se tu lava le finestre, il meglio è di avere un legno rosso che resiste di più al sole e all'acqua. Ti ringrazio, Anto. La prossima volta mi fa come mi fai un mobile, babà? Vabbè. A bene. A bene. Grazie Lucia cara, ci siamo campati di tornare oggi. Allora, noi le nostre gavicce sono compie, e abbiamo da fare le vede, così fateli vedere tutti e aprite. Andrea, vabbè, a due di nere e rossa. Queste sono gavicce particolari. Lisandrina, facci vedere a due, tu hai aperta giovila. Allora, Francesca, a due. E poi, torna. Magnifica! E Pierre-Jean, facci vedere. Ed è fatto un bello lavoro. E Walene sono pronte a ingolare tutti i pesci del Mediterraneo. Se le vengono vino a noi, abbiamo da avere qualche problema. Che ne dici, Andrea? Ecco, ci siamo campati. Una nostra tele con più berrogli. Spero che abbiate passato un bel momento. Ti va? Buona. Ed è qualcosa che potete fare in casa, è semplicissimo a fare. Allora mi da candidato a Pedro e usatelo di teatro. Così di avvedegi. Ciao. Sì, oggi. Salute. Allora, chi ne siamo di satelo? Abbiamo trovato appena Bolivar. Bolivar è spettacolo. Allora, abbiamo cominciato una poche da fare e mi pare che li sono proprio wow. Allora. Cominciamo. Allora, 3, 2, 1. Che bello pezzo di legno! Ma già dava una marionetta che so solo. Penso che ti aggiungerò un bel nome, Pinocchio. Chi è questo rumore? Invece io, sento oggi. Po, così bello. Pare un cidello davvero. Ma quello è così? Non mi fate mica beura? Io mica così forte. Ha già capito, perdo il capo davvero. Basta, mi fa di biligheli. Ma pare non vuole. Ma parli tu, come sarà possibile? Mimimi, come tu sei belli senza capelli, ora. Dammi un che subito, o sgaiufu. Sgaiufu? Ma ora, perché mi muovi così? Come mi hai chiamato?
Wabu. Oh, mo vio lugar, sababu, sababu. Bravi, Zidé, bravi. Cambiamo? Cambiamo, Allez, a boia, wa. Carla e Alexis, siete pronti? Andiamo. Que belo pezzo di legno, ma già dava una marionetta che sa solo solo. Penso che ti aggiungerò un bello nome, Pinocchio. Chi è sto rimore? Ah, invece io, santo oggi. Po, così bello, pare un di dello davvero. Ma quale è questo? Non mi va di mica ora. Aio, mica così forte. Ma barre nuvole, ma parli tu, come sarà possibile? Ribia, ma barre nuvole, Ribia. Ma barre nuvole, ma parli tu, come sarà possibile? Basta, mi fa di vilighelli. Mimimi come tu si vede senza capelli, oh. Dammi gue subito, Sgaiuf? Ma oh, perché mi mudi così? Come mai chiamato? Bab! Oh, mo vio lugar! Sababu! Così bravi! Allora, awa, che mu venuto, sono contenta di sudrawaio, mi devo andare droit a fare noi usate, lo sai che la telo di ganto di qualcosa. Conosci questa canzone di Pinocchio? Aga, labado, uanca la Italia, scolpisce. Ci lavate? Beh, un teso cantata da un mattello, ma mi pare talmente complicata di cantare questa canzone. È ben furio, Francina. È complicato, eh? Allora, t'as dû riservato qualcosa di va? Un spettacolo. Un piccolo spettacolo. Per me sola? Sai che a Fabrigucci abbiamo una star. Ah, E si chiama Nana. Ah, sai o no? Si tu Nana star, allora. Star di Fabrigucci. E lei è number one. Allora, pesati. Ah, davanti a cantare noi. Venni con noi. Un vero spettacolo. Venni gusti. Chi lei dava fare a sta Nana? Puoi cantare l'ultima strofa? Allora, parti di a melodia e poi dopo ma pisa o dono. La 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 la. Como vera per diventa un bello di deluccio awa li cresciuna zampezona pezzucci chi fa ciò le gallo si bianchi quello giuccio di gunta mugie meglio oggi la 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 Brava! Bravissima Nana! Vai e posa! Sei proprio brava! Allora, si parla di Pinocchio. Yeah. Io volerebbe sapere appena questa storia di Pinocchio. Chi dirà? Una marionetta. Una marionetta. E come si chiamava di questa marionetta? Si chiama Geppetto. Geppetto, Gebbera, mi Dillo in italiano, come si fa? Ma dai, Geppetto! Ecco. È meglio così, Geppetto. E allora, hai una particolarità su Pinocchio. Hai usato il naso? Chi si allunga quando dice bugie. Ah, quando dice bugie. Ma poi non dite mica bugie. No. No, mai, No. Mai? E tu ne conti bugie? Io sono più grosso un giorno di agorsi. Ah, sabia, come ma va? Cantiamo. Cantiamo, allez. Cantiamo, zidela, ci facciamo tutta? Siete pronti? Yeah. Andiamo. 3, 4. Aga, laban, uanca la rintalia scolpisce, fidiade, ualu giubiane lughi sculiscia, sfrenadu, uridi mudu dalu lughi striscia, enadu, quelughi adascimisce gumu, sera, che lusia sempre così sgaiufu, chissà, perché si trova sempre della zuffi, chi fa, un cemancu d'empa pronuncia ufa, dingia, dingia quelli si sciuffa, la 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 per diventa un bello di deluccio awa viene sulla zampezona pezzucci chi fa ciò le gelu si bianchi quello giucciu di punta bugia meglio giuguccia la 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 la
Brave. Ecco, avete cantato proprio questa canzone di Pinocchio, magnifica, non era mica semplice, mi perdi a uviato, per dirti la franca. Prima abbiamo parlato di Pinocchio, che era una marionetta, ma sai che a scuola, si zidelli, hanno imparato un'altra parola ancora più bella per di marionetta. Che è questa parola? Un burattino. Un burattino, ecco, un burattino, su Pinocchio era un burattino. Nostra fabbriguccia e compia beroglie. Spero che voi siete campati in quanto a noi. Io vi propongo di chiamare i nostri compagni di teatro e Pietro per fare un saluto. Che ne dite? Li chiamiamo? Venite! Eccoli qui. Allora siete campati a teatro? Era proprio ma nostra fabbriguccia e compia beroglie. Babracciamo di gore un ringrazio donna a scuola di Zubissi di Ostia e io vi dico a presto per un'altra fabbriguccia. A presto!